Buonasera, ben chiatas a Novis. Dimitrij Trajkov, il bulgaro di 61 anni, che ha causato l'incidente sull'autostrada 28 dove sono morti dos giovanis di 26 anni, cugini tra di loro, alle venuto fuori di prigione. Per lui all'estate disponibile l'arresto domiciliare dalla stessa chiesa dove è schiampata di corse dopo l'incidente. Da l'opinione della procura all'esiste il pericolo concreto che Trajkov al poi di schiampati in conto dalle sos disponibilità economiche e dai rapporti con la sottiere di Vignинce. 3 infermiers Novax già sospinduti dall'ordine sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Pordenone perché facevano in private prelevs e tampons. L'investigazione è partita dopo controllato più a fondo le smanchianci dal paese di Vore dai dipendenti di un'azienda di trasporto pubblico locale. Scovirgin che un di loro, che aveva anche la qualifica di infermiere, era già stato sospinduto tanto dal lavoro che dall'esercizio della professione sanitaria. L'uomo, insieme con altri due colleghi, si occupava di fare tampons in maniera illegale, tirando sotto cifre consistenti di BES. A son 16 i morti colpe dal Covid in Friuli Venezia Giulia tra le ultime 24 ore, di che anche una femmina di 61 anni di Udin, un uomo di 63 di Lavore dal Plan e un di 66 di San Pieri dai Bisiacs. Arresti in sud al livello della zona rossa di terapie intensivi che come arrivano a 37 e gli servizi medici che hanno 495 pazienti. 3.149 casi di infezioni in regione a fronte di 9.289 tampons molecolari, se di passa 20.500 test svelzi. Altri 80 persone positivi sono state sfur dai dipendenti dal sistema sanitario regionale. A Calin un po' invece di furlans che in questo momento sono in isolamento 62.403. Un grosso esemplare maschio di lof alle finite sotto di una macchina la notte passata in Soclef e Nemonce in una strade secondarie. Il trusco intri della vettura è stato fatale che al guidare non l'ha potuto fare nulla per evitare la bestia e saltare fuori di colpo dal bosco. A Pandilfate è stata la federazione dei chiacciatori dal Friuli Venezia Giulia. Sergio Mattarella l'ha giurato alle aule dalla Camera dei Deputati per il suo secondo mandato di Presidente della Repubblica. Il Parlamento e i rappresentanti della regione hanno fatto le loro scelte alla ditte e è per me una nuova clamata che non mi spietavi alla responsabilità che però non hai potuto e non hai voluto tirare in bande. Al convento come torna a stringi il patti entre la int italiana e le istituzioni. Il discorso alla nazione di Mattarella è stato salutato con tune lunghe battute di mansi in aula con una standing ovation. Mattarella con le sue aule sarà tocchiato il ruolo centrale dal Parlamento, l'esigenza di superare la pandemia in grazia dal fatto che l'Italia è più forte, l'importanza della scuola, la difesa dal lavoro e dagli feminis. L'aumento dal presi dagli sbolletti non tocca dome i cittadini, ma anche le amministrazioni pubbliche. Con l'increscita dal costo del gas e dalla luce, occorre il pericolo di la pesare sul bilancio dei comuni anche fino al 30%, la fazzave Franco Lenarduzzi, sindaco di Rude e coordinatore dei piccoli comuni da Lanci dal Friuli Venezia Giulia, e che questi aumenti alla rana incide in maniera penge sulla spesa corrente di tanti enti locali. O domandin con urgenza al Stato e alla Regione di intervenire in queste fasi per aiutare i comuni a lasciare le Narduzzi, a evitare abusi di bilancio e a noble aio c'era strutture che non si arrivasse più a mantenere. Prim puest provvisori dopo le votazioni dalla sala stampe per Elisa all'edizione numero 72 dal Festival di Sanremo. La cantautore di Monfalcone e ha fatto biele mostre non sede sul Park dall'Ariston col suo ultimo talk dal titolo O forse sei tu, che non ha avuto il massimo dalle preferenze, ma l'ha anche fatto il bot su internet. E ieri le prime volte che Elisa partecipa a Sanremo dal 2001, quando aveva vinto con la canzone Luce e tramonti a nord-est. L'anno passato, la nostra regione è stata rappresentata a Sanremo di Davide Toffolo in gara dunque un extra liscio. 5 anni in da ora, è stata invece la volta di Lodovica Comello. E come oggi il solito appuntamento settimanale con Novis dal Monte.
pas fieste paesi 95 anni di vita, la Sociedad Friulana di Buenos Aires, il più vecchio fogolar furlante al forest che condutte che inchimò la pandemia tora tendur a organizzare avvenimenti e corse di lenghe furlane. La Società Furlane di Buenos Aires è il più vecchio fogolar al di fuori d'Italia. È nascut il 6 di novembre di 1927 col nome di Famiglie Furlane. Egli è conosciuto come la nonna dei fogolars. Fondata dai furlans emigrati perché attassin un puest dove spartì la lingua, i paschi e la cultura furlane. Bue che fa 95 anni, il fogolar è un punto di riferimento de culture furlane italiane a Buenos Aires. Mandi Furlans, mi chiami Galliano Remo de Agostini, o sono nato a Tresesin in provincia di Oden, o emigrai in Argentina dal lontan 1952 e subito mi sono fatto soci de Società Furlane di Buenos Aires. Clamà della none, par sei il fogolar furlan più vieri dal mondo. Dal fogolar, tra le svariate attività sociali scoivute, ho portato in davanti il laboratorio di furlan di lung 17 anni. Alle per me un onore e un piacere salutare a tutti i furlans sparnizzati attorno al mondo, con un grande mandi di cura. Prima della pandemia la sede era sempre attiva. Corsi, conferenze, concerti, incontri di teatri, cine e di degustazione di pitanci furlani. Ma non si è fermato con il lockdown. Al laboratorio di Furlan dal mestre Galliano de Agostini, dal 3 di aprile di 2020 si sono sontati 5 corsi di Furlan di zero online, con più di 70 arlef di tutte le Argentine e il mondo. Dal 2021 si è fatto un gruppo di arlef avanzato per approfondire la conoscenza di grammatiche, letterature, storie e tradizioni furlanis, chiamato Furlan un passo in davanti, che ha più di 25 arlef. Loro hanno cominciato a scrivere per Furlan, facendo parte del blog letterario Conte Curte. Con di più, Leonardo Giavedon ha avuto una menzione dal premio letterario Renato Api, con una poesia dedicata allo scrittore di Cordenons. Andi, io sono Augusto Bornancin. Io sono nato a Buenos Aires e ho 48 anni. Mio pari, Tunin, era nato a San Miguel del Tilimento, dal Friuli storico. Ha emigrato in Argentina dall'anno 1949, ma lui sempre alfabetava per Furlan con i suoi parenti e amici. Ho avuto interesse per mes libris e de società furlane, ho accattato un puesto dove che, per via de lingue e culture furlanis, ho riscoperto che è libris. Mandi! E anche per lo sgnot alle dute si torna io di domani sera sempre a snovan col vinchio. Mandi a riviodisi.